fino a qualche anno fa la scienza ufficiale, i miei amici archeoponi, come li chiamo io, e dicevano, asserivano e scrivevano che sulla Giara non ci sono insediamenti. Io ho scoperto un'intera città, adesso sono 2 che abbiamo scoperto la seconda, nell'agro della Giara di Genoni, però a sud-ovest della Giara, quindi dall'altra parte, ed è una città rasa al suolo, ma è enorme, e ci sono queste statue, e ricordano vagamente proprio, diciamo, anche le statue menhir, queste della zona, però sono in basalto, ed è una cosa incredibile, che, cioè in centinaia, forse 200 anni di esplorazione, perché c'è stato anche Taramelli, non ne parlavamo appunto con Castangelo, perché Taramelli scopriva almeno un pozzo sacro, ma che si sia sempre asserito che sulla Giara non ci sono insediamenti, è una cosa incredibile, cioè ci sono 2 città intere, con statue buttate, ancora intatte, ma statue che ricordano varie epoche. Addirittura una sembrerebbe una statua di tipo mesopotamico, appunto quella Ishtar che poi diede origine a Tanit, alla dea Afrodite, alla dea Mare. Altri tipi di sculture, poi ci sono tombe altre, queste molas, ceramiche, eccetera, che portano addirittura fino al 600 d.C. È probabile che sia stata rasa al suolo in quel periodo, magari dalle truppe della Chiesa, per motivi che conosciamo. Quindi mi ha incuriosito questa cosa e la potete rivedere lì poi quando vedete. C'è proprio una statua con le mani sollevate, la statua di Ishtar, rappresentante Tanit, forse proprio con le braccia così, poi questa mola strana, ma ci sono altre sculture incredibili, un sombrero alto così, forse era una mola anche quello, cose formidabili. La Giara, che chiaramente fa parte, a quanto ho capito, del consorzio, cioè offre ancora altre cose incredibili.